Allora, sto video è molto importante, ho appena finito di farlo in inglese e lo condividerò su Facebook e spero che le persone non italiane, perché so che non tutti parlano inglese in Italia e a Napoli, sta girando sto video di questo blog che si chiama Oh My Goal, che sta su Facebook, hanno 8 milioni di followers. Sentite un attimo cosa dicono della situazione, vogliono fare sensazionalismo e quindi dicono che la prossima finestra di mercato sarà la pazzesca e va bene. Vogliono vendere tutti i migliori giocatori, va bene, può pure essere, figuriamoci, non è questo il punto. Sentite bene cosa scrivono. Sono dei miei avvocati che hanno stilato un testo e hanno sottoposto ai suoi avvocati. Rileggiamo un attimo. De Laurentiis cosa dice? I miei avvocati hanno scritto un testo e l'hanno sottoposto ai suoi avvocati, quindi di una persona. Mentre il testo dice i miei avvocati hanno preparato un documento, un testo e hanno sottoposto e l'hanno presentato ai loro avvocati, quindi a quello dei giocatori. È tutto falso, è tutto architettato e costruito per creare la notizia sensazionalistica. Noi sappiamo come sono andate le cose, è un provvedimento che è avvenuto quando si sono rifiutati di andare in ritiro, ma i miei avvocati, le cose, la multa è già finito, è già andata. Poi qua dicono che Koulibaly vengono venduti cheap, cioè economico, insomma, poco prezzo. E si inventano pure sti prezzi, 133 a 111, io lo venderei. Insigne da 111 a 88, va benissimo. Andiamo avanti. Non è questo il punto. I giocatori vogliono scappare da Napoli. Sono stati puniti e minacciati dai fan. Allan ha perso il 50% del suo stipendio per aver insultato il vicepresidente. Non è vero, non è lo stipendio, è un mese e non è il 50%. Dicono il fatto della rapina quelli che sono entrati nella casa di Allan e danno la colpa ai fan, quando invece pure la polizia ha detto che erano gypsies. Quindi in un jazzecco sto fatto è gravissimo, perché dipingono i tifosi del Napoli come gente che minaccia i giocatori. Sono stati forzati a lasciare le loro case, i giocatori, e a vivere fuori da Napoli per paura. Qua giù, siete mercenari, questo l'abbiamo detto, fate giocare i giocatori giovani, lo abbiamo detto, ma perché c'ha roba nel partito, non per questo, perché Ancelotti non sa mettere i giocatori in campo, non perché il campionato è finito, non c'entra niente. Hanno fatto un guazzabuglio generale semplicemente per fare la notizia che viene condivisa, viene cliccata. È di una gravità assurda. I fans hanno raggiunto il punto di non ritorno. Che significa? Che fa? Questa gente, Brice, German, Hugo Le Garnec, Maxime Orbet, io mi rivolgo non solo a De Laurentiis e al capo della comunicazione lombardo che intervengano, perché poi loro sono forti a scrivere i tweet sempre. I gufi, avete visto come giochiamo bene? Queste sono le cose importantissime che dovete fermare, perché voi fate il silenzio stampa. Quando c'è il silenzio stampa queste cose avvengono, perché la verità non viene mai fuori, escono fuori i WhatsApp del cazzo, ognuno sa. Ho letto un articolo del Mattino, mamma mia, Wagyu, cioè io ve lo faccio vedere, perché è una roba che non sta né in cielo né in terra. Cioè, l'articolo del Mattino racconta dell'incontro tra Ancelotti e i giocatori, la resa dei conti che stavano solo loro. E allora tu come fai? Cioè, in un articolo dove praticamente si dice le sue parole, c'è un silenzio profondo, un momento sospeso ma dura poco, qualche colpo di tosse, ma Steve là dentro, pure tu! Va bene, inviato a Castelvolturno, questo l'autore è inviato a Castelvolturno. Andiamo avanti. Nessuno abbassa lo sguardo, i toni sono accesi, c'è chi guarda fisso negli occhi Ancelotti. Cioè, praticamente tu stavi dentro all'armadietto e stavi guardando la situazione. Va bene. Il discorso sferzante, repliche dei calciatori velenosi e implacabili. Alla fine il tecnico decide, eccetera, eccetera. È il tempo delle accuse, come il processo non si vuole che si faccia in piazza. Sono le 10:15:45 quando Ancelotti si chiude nella stanza delle sedute tattiche, solo loro. E tu che ne sai? Va benissimo. Accusa la squadra di non avere una mentalità vincente. Ancelotti, va bene. Priva di personalità, non capisce, è un rullo spietato nell'accusa, non capisce l'assenza di compattezza, mentalità, personalità, reattività, bla bla bla, catena di errori, troppo scaltro. E poi c'è la risposta pure dei giocatori, perché tu che stavi nel bagno chiuso hai sentito anche la risposta degli allenatori, cioè dei giocatori. I giocatori che dicono:
Abbiamo allenamenti troppo blandi, dobbiamo preparare le gare meglio, dobbiamo fare più sedute tattiche, voglio una guida più dura, dobbiamo cambiare tutto. I giocatori che dicono una cosa del genere, non si è mai visto nella storia del calcio che i giocatori dicono vicino all'allenatore: mi fai lavorare di più? Lavora tu di più, che significa? Andiamo avanti. Mertens dice: questa squadra è fatta per il 4-3-3. Va benissimo. Altra cosa inventata per quanto mi riguarda. La volontà, la verità, eccetera eccetera. Volete più durezza, si va in ritiro, va bene. Insomma, questo è il risultato di quando si fa silenzio stampa e di quando non c'è chiarezza e di quando la società non è strutturata in un certo modo. Questa roba è gravissima, gravissima, e dovete intervenire puntualmente e in maniera seria, perché questa gente qua del blog devono essere denunciati, perché, ma non solo da De Laurentiis, ma anche da De Magistris, perché tu stai offendendo i napoletani e i tifosi del Napoli. È una roba inaccettabile. Le cose che stanno succedendo a Napoli le sappiamo noi, e in parte, perché non sapremo mai tutta la verità. Il famoso lavare i panni sporchi in famiglia, io lo capisco, ma bisogna fare chiarezza, perché altrimenti succedono queste cose qua. E chi ne va di mezzo, andiamo di mezzo. Noi, come città, come immagine della città, nemmeno del calcio Napoli, e in conseguenza poi anche il calcio Napoli, perché questo è un blog di 8 milioni di persone. Ma secondo voi, i ragazzini, i nuovi talenti che il Napoli, il nuovo Koulibaly che il Napoli sta cercando, che si vuole comprare, ma secondo voi non si fanno influenzare da queste cose qua? Questi sono più che millennials, sono la generazione proprio nuova. Vanno su internet, sta scritto su internet, è la verità. Secondo voi si vanno a informare? Si vengono a vedere il blog di Valerio Fluido per capire la verità? Si fanno la traduzione dall'inglese all'italiano? No, dicono semplicemente che se è una squadra, è una città, non mi conviene, è meglio che vado al Borussia Dortmund. Signori, la situazione è gravissima. Lasciando perdere la situazione della classifica, eccetera, eccetera, perché magari un anno che uno non va in Champions League, magari ti fai l'Europa League, oppure nemmeno, va pure bene. Non cambia niente, ci ridimensioniamo, cacciamo i senatori che sono a fine ciclo e ricominciamo da capo, va benissimo. Ma se noi facciamo così, ci facciamo distruggere dal sistema arbitrale, perché continuano a spegnere il VAR a convenienza. Di conseguenza sembra proprio perfetto per far fuori il Napoli da un sistema calcio a cui il Napoli non sta simpatico. Di conseguenza, De Laurentiis, guarda che qua è finito tutto. Noi non solo non andiamo in Champions un anno così, non riusciamo nemmeno più a risalire, rischiamo addirittura di retrocedere, perché in questa situazione qua non ne esci più. C'è un conflitto di problematiche. Puoi avere Ancelotti, puoi avere Insigne, puoi avere Cristiano Ronaldo, non significa niente, non ne esci più. Il calcio è pieno di storie così, quindi fate molta attenzione, fate chiarezza immediata, perché altrimenti noi le partite non le vinciamo più. Che arriviamo agli ottavi di Champions League io me lo faccio fritto, perché non significa niente, e non ricominciamo, perché a me quello interessa. Io non voglio un Ferlaino 2, un Naldi Corbelli 2 dove il Napoli sparisce e dobbiamo cercare Campania Sport per vedere le notizie del Napoli. Questa è la cosa più grave. Da New York, Valerio Fluido e tutto, sono distrutto e devastato. Bisogna stare molto attenti, perché qua rischiamo di fare la fine dei tracchi e dobbiamo stare attentissimi. De Magistris, De Laurentiis, intervenite, fate girare sto video se vi pare, se conoscete qualcuno. Qua la situazione è molto molto grave.